funzionano, perché esistono delle capacità di contraffazione che utilizzano anche laboratori di analisi, tecnici specializzati eccetera eccetera, molto ma molto più limpide ed efficaci di quello che accadeva una volta. Il tentativo che c'è, e poi soprattutto il fatto che le aziende che gestiscono rifiuti, per quanto possano essere sospettate, chiacchierate, è molto difficile dimostrare una diretta discendenza dalle organizzazioni criminali, perché in qualche modo sono state messe in campo delle filiere di intermediari che fanno sì che questo profilo così chiaro non sia, e quindi vi sia sostanzialmente un'area abbastanza vasta di personaggi legati e attori di diversi ambiti che compongono questo mondo della criminalità ambientale, ma che non è pur attribuibile o identificabile con la criminalità organizzata. Il tentativo che è stato fatto ad un certo punto da parte della magistratura di identificare un unico disegno criminoso che dal nord al sud portava i traffici di rifiuti delle industrie venete al sud in una grande organizzazione che in qualche modo li gestiva, è stato un tentativo di un'inchiesta che ha il nome famoso di Cassiopea, che poi a cui è stata data rilevanza attraverso i media, attraverso pubblicazioni molto famose eccetera, però questo tipo di strutturazione organica non ha trovato riscontro a livello investigativo, e probabilmente è proprio così, nel senso che in qualche modo assistiamo tra i faccendieri del nord e la criminalità organizzata del sud a alleanze episodiche e strumentali, non a una grande organizzazione che tutto ingloba in una strategia generale di criminalità ambientale. Questo forse è anche una delle cifre su cui dovremmo ragionare, cioè una capacità più, come dire, biologica di adattarsi ai contesti, di apprendere e di approfittare delle occasioni, più che una grande organizzazione che domina un settore dell'economia. Io sulla questione veneta chiuderei qua e darei la parola a Rocco Sciarrone per illustrare da un'altra visuale i contributi che sono presenti in questa rivista. Grazie, buonasera, ringrazio l'Osservatorio di Ambiente di Mestre per l'invito, mi fa molto piacere essere qui a presentare questo numero di Meridiana. Vorrei spendere due parole su Meridiana. Meridiana è una rivista di storie e scienze sociali, come recita il suo titolo. Questo numero segna il 25esimo anno di vita della rivista, di cui io da poco più di un anno sono co-direttore insieme a Gabriella Corona, che doveva essere qui ma alcuni problemi hanno impedito di essere presente. È una rivista che è stata fondata da Piero Bevilacqua, Carmine Donzelli, insomma, storici, sociologi, che sono stati anche i nostri maestri, nel senso che si parla di ricambio generazionale con la nostra co-direzione, di cui naturalmente io sono molto orgoglioso, ma la portiamo avanti sulle loro spalle, perché continuano a lavorare con noi. Meridiana è nata, ha una specificità, lo dico, adesso non voglio fare uno spot pubblicitario, però è importante per il numero di che siamo così, una delle poche riviste interdisciplinari in cui, come dire, si affrontano alcuni temi, in genere ha una parte monografica come questa Eco Camorre, che viene affrontata da studiosi di discipline diverse, quindi da ottiche con strumenti di tipo diverso. Questo è lo spirito che ha animato anche questo numero, in cui troviamo degli storici, ad esempio Marcella Marmo, che insieme a Isaia Sales, sicuramente, come dire, Marmo e Sales sono gli studiosi più importanti per quanto riguarda la storia e l'evoluzione della camorra, sarebbe meglio dire delle camorre, ma
così. Abbiamo dei sociologi, io sono un sociologo, però un altro contributo è quello di Vittorio Martone, poi ne parlerò. Abbiamo dei geografi, abbiamo anche degli esperti del settore, ad esempio uno dei saggi è stato scritto dall'attuale amministratore della municipalizzata Asia, che si occupa a Napoli della gestione dei rifiuti ed è presidente di Federambiente. Quindi un'ottica multidisciplinare che diventa multidimensionale, e come diceva Gianni Belloni è molto importante affrontare questo tema. Noi abbiamo dato il titolo a questa parte monografica Ecocamorre, non inventando nulla, anzi riconoscendo esplicitamente come dire, un debito nei confronti di Legambiente, che ormai tantissimi anni fa aveva coniato questo termine che ha avuto larghissimo successo, dell'ecomafia. Noi parliamo di ecocamorre perché ci concentriamo soprattutto sul caso della camorra e cerchiamo di affrontare il caso della camorra come un caso esemplare da cui emergono delle dinamiche che sicuramente sono interessanti anche per leggere fenomeni simili in territori diversi. Gianni Belloni ha parlato prima del Veneto, infatti ospitiamo anche un suo saggio su questa regione. La nostra impostazione è stata quella di comunque rifiutare, diciamo, nell'introduzione, una visione camorrocentrica, che ci sembra quella che oggi è dominante e che rischia come dire, di lasciare in secondo piano, in ombra, altri aspetti o altre dimensioni del fenomeno che sono importanti e che vanno considerate con grande rilevanza. Con questo cosa vogliamo dire? Non vogliamo relativizzare il problema della camorra o delle mafie, se volete, ma è nostra convinzione, anche frutto insomma, di una lunga esperienza di ricerca che abbiamo alle spalle, quello che prima Gianni Belloni diceva nel suo intervento. Cioè spesso, e scusate se entro un po' nel linguaggio del sociologo, le mafie vengono considerate la variabile indipendente, diceva Gianni, no? L'idea che è la mafia che spiega tutto, quando magari noi siamo partiti con l'idea che dobbiamo spiegare la mafia, e secondo me si crea un effetto ottico deformante. Questo c'è molto anche nel dibattito attuale sulle mafie al nord. Dobbiamo spiegare le mafie e poi arriviamo invece per dare per scontato una presenza più o meno evidente a seconda dei contesti e a seconda di chi parla e di quali evidenze si prendono, che spiegherebbe tutto il resto. In realtà le mafie vanno viste nei loro contesti, che siano i contesti di genesi storico o quelli di nuova espansione, le aree non tradizionali le chiamiamo, con un'operazione che è un'operazione analitica di distinzione, quella di distinguere le mafie dai contesti per rintracciare poi le relazioni e le interdipendenze. Di nuovo non sto facendo una lezione di sociologia, ma è molto importante perché spesso invece si fa confusione tra le due cose, si confonde il contesto con le mafie, e questo vale anche per il tema di cui ci occupiamo nel numero di Meridiana. Credo che poi Isaia Sale spiega molto bene nel suo saggio come questa confusione, no? Anche sul caso dei rifiuti in Campania e dei rifiuti a Napoli, no? È come se la camorra, soggetto che ha creato, diciamo, tutto il problema. La questione è più complessa e merita di essere vista nelle sue diverse articolazioni. Quindi la nostra prospettiva è quella di vedere l'economia, la società, le interrelazioni tra economia, società e cultura. Se volete, nell'introduzione noi parliamo di antimodello, per parlare di un peculiare modello di sviluppo che ha creato una serie di distorsioni
no? Creando quello che noi chiamiamo anche il paesaggio dell'ecocamorra. Parliamo del ruolo delle politiche, parliamo degli assetti istituzionali, quindi dei meccanismi di regolazione che si sono creati nel territorio proprio a cavallo tra politica ed economia. Una prospettiva di questo tipo, a nostro parere, permette di vedere meglio i meccanismi e le dinamiche che hanno portato al fenomeno delle ecocamorre, cioè non limitarsi solo ad una rassegna, a mettere in primo piano gli aspetti criminali, che pure sono importanti e che vanno messi in evidenza, ma cercare di cogliere i meccanismi. E quindi noi nei saggi che presenti in questo numero si parla di cemento, si parla di quindi il ciclo del cemento, il ruolo che ha avuto l'edilizia, il ruolo che ha avuto una certa configurazione dell'agricoltura e quindi il ruolo delle cave, cioè c'è tutta la ricostruzione così prima di arrivare al caso dei rifiuti. Adesso io non entro nei dettagli come questo sia avvenuto nel corso del tempo, no? Con alcuni eventi, ad esempio alcuni noti già ricostruiti, il terremoto degli anni '80, la ricostruzione, e come questo sia accompagnato all'affermazione di alcuni gruppi criminali che trovano come dire, il modo di fare sistema all'interno di questo settore. Come vi dicevo, i contenuti della rivista, dei saggi della rivista sono diversi. Citavo prima Marcella Marmo ci offre un saggio, diciamo, sulla storia della